L'inchiesta giudiziaria sui rifiuti illeciti che ha travolto 2 aziende nei comuni di Noale e di Paese suscita preoccupazione fra i cittadini. Sabato a Noale i comitati Noale Ambiente e Ambiente Sicuro di Salzano hanno incontrato l'amministrazione comunale. E chiediamo informazione anche alla magistratura se questi depositi che si ipotizza siano inquinanti possano essere pericolosi per la salute dell'uomo e quindi degli abitanti che ci sono a Noale. I timori maggiori con tutta evidenza riguardano la salute dei cittadini e al vice sindaco di Noale è stata sollecitata un'ordinanza a tale scopo. In questo momento noi non abbiamo ancora dati certi per cui dobbiamo intervenire rispetto alla ditta o alle situazioni, in quanto c'è la magistratura e ci sono gli enti proposti che si stanno muovendo. Siamo in attesa anche noi di avere quei dati o quegli elementi. Insomma, si procede con prudenza perché fino ad ora i monitoraggi eseguiti da ARPAV non hanno rilevato problemi nell'acqua e nell'aria. Ogni qualvolta abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte dei cittadini, dei residenti, abbiamo subito attivato ARPAV e io posso assicurare che sono andata sul campo a vedere, perché noi abbiamo un'oasi e a volte, giustamente l'oasi Cave di Noale, a volte ci segnalavano dei colori particolari sull'acqua e quindi siamo sempre andati a fare proprio la verifica insieme ai tecnici dell'ARPAV. Oggi intanto la Giunta regionale ha chiarito in una nota la sua posizione sulla vicenda e in particolare sul caso Noale ha detto nessuna legittimazione o autorizzazione dalla Regione alla ditta di selezionare rifiuti contenenti amianto nell'impianto di Noale. Le prescrizioni contenute nel parere del Comitato VIA sono state impartite per la massima tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica e a garanzia della provvisorietà delle lavorazioni che potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente per un tempo definito e limitato. E a margine della firma di un importante accordo con Unioncamere, il commissario straordinario di governo per la bonifica delle discariche abusive ha sottolineato l'importanza di un intervento celere per il recupero del territorio manomesso. Il territorio lo si deve tenere sotto controllo, lo si tiene sotto controllo e lo si fa ovviamente come forze di polizia in senso lato, ma noi proprio anche attraverso questi protocolli facciamo sì che i singoli cittadini facciano da sentinelle